Ciao, oggi vi farò vedere la torre di dinamite più alta nel mondo. Oh oh, si sta facendo notte. Oddio! Ah, sono morto, boh, intanto. Guardate. Quella lì è tutta sommersa, adesso devo andare su, facendone un'altra. Uso due di 60 di TNT. Chi conosce bene i trucchi saprà che è possibile. Forte. Bene, adesso andiamo su, che devo togliere l'acqua. Solo che le farò un atterraggio un po' più morbido stavolta. Cerco di usarne il più possibile, ma anche il meno possibile. Ecco, perfetto, va bene. Più possibile, perché più ne metto più bello sarà. E meno ne metto, meno ne devo prendere. Dai, non riesco a risalire. Eccoci, arrivati su. Adesso facciamo la nostra bella torretta lunghissima. Abbiamo superato le nuvole, forte. Ora siamo arrivati al massimo. Adesso devo cercare di collegare questo questa torretta con quell'altra. Ok, dai, stiamo andando avanti. No! Ma dai! I bombay. Adesso però devo anche tornare su. Ovviamente torno su con la dinamite, perché visto che il video è riferito alla dinamite, andiamo su con la dinamite. Mi dispiace per la casa che l'ho distrutta, però dovevo, se no mi perdevo proprio, uccidevo tutto. Preferivo perdere un po' la casa e non avere mostri che avere la casa e avere mostri. Beh, scegliete voi. Cosa vorreste voi? Avere una casa piena di mostri o o avere un pezzo di casa senza mostri? Io ho fatto questa scelta un po' stupida, però ormai è così. So che c'è la leva lì, però non ho voglia di usarla. Usiamo la sabbia dura, visto che ho anche perso il tetto. Perfetto. Durante la notte rifaremo un po' la casa, cioè il mio grattacielo. Non importa se mi viene uno schifo, tanto lo è già. Distruggendo è venuto uno schifo. Devo assicurarmi che tutto sia chiuso. No, qua! Qua del letto, ma dai! Ma no! Ma proprio con del letto! Va bene, dai. Tanto è uno schifo di casa, quindi peggio di così non può andare. Ah, giusto, mai porre fine al peggio, c'è sempre qualcosa di peggio. Ricordatevelo. Poi scrivete nei commenti, se è vero oppure no. Ok, però la casa è a posto, quasi. Buono schifo.
uno stile un po' preistorico, che i preistorici non badano tanto a come era arredata la casa, quindi se ne fregavano in pratica, in poche parole sì, se ne fregavano della casa, lo facevano solo per dormirci dentro, per nient'altro. Bene, ok, come potete vedere già la torre si vede, le torri. Adesso non distruggo il letto perché è probabile che la casa sopravviva, cioè è poco probabile, comunque sempre meglio che sopravviva. Se sopravvive, io stavo per morire, sopravvive benissimo, non serve che me ne faccia un'altra. Se non sopravvive, chi se ne, me ne faccio un'altra. Già, penso che abbiate intuito cosa voglio fare. Se avete detto che costruisco un'altra torre, avete indovinato anche tanto. Devo stare, prima di tutto blocco sta cavolo di acqua. Fermati. Secondo comincio questa. Sì, dai. Tanto peggio di così non può andare. Devo scommettere che diventerà notte. Apposta perché ho detto questo. Devo anche respirare io però. Mi sto inondando. No. Ah, cavolo. Oddio. Aiuto. Non so che cosa sto facendo. Ah, ma mi butto. Aiuto. Perché sto andando giù piano? Ah, ok. Dove la corrente mi trasporta io costruisco. Wow! Beh ragazzi, è giunta la fine del video. No, non è come pensate voi. Oddio. Un cane, un cane, un cane! Cioè, un lupo, un lupo, un lupo! E questo vuol dire cagnone per me. Picci, 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 picci. Piccino. Piccolino mio, vieni con me. Andiamocene. Beh, sì, lui è il mio nuovo cane. Scrivete nei commenti un possibile nome. Cane, vieni fuori subito. Cosa devo fare con te? Esci di qua, no? Allora. Dai, andiamo. Fuori. Vieni fuori. Se no ti devo ricoprire con l'ossidiana. Preferisco l'ossidiana. Non mi ascolta sto cane. Preferisco metterlo qua dentro in un muretto di ossidiana apposta perché dopo perché sopravvivi all'esplosione, sopravviva all'esplosione, perché è molto difficile che alcuni animali giusto, devo fare le scalette. Tu stai seduto, capito? Seduto! Ma tu sei seduto? Se poi sta cane non mi ascolta ed esplode, cavoli suoi. Cavoli anche miei, però soprattutto suoi. Anche lui che ci rimette la vita. Vattene, maiale.
Però io dovrei costruire, sai. Spostati. No! Fermati! Brutto cagnaccio. Entra dentro, entra dentro. Ti ho detto di entrare dentro. Guarda la tua bella cuccetta anti-esplosione. Dai, maiale. Vattene. Un altro cane. I cani sono molto utili. Dove vai? Ormai sei nel mio territorio, quindi sei mio, sai? Appena ti trovo, tiro. Ok, sei mio. Giusto. Seguimi. Scemo, seguimi. Stupido cane, vieni. Devi entrare anche tu lì dentro. Bravo lì tu. Anzi no, fermati! Preferisco che tu stia buono lì. Ecco, adesso ti devo portare dentro la tua bella cuccetta. Ascoltami! Entra. Entra! Chi se ne frega dei tuoi bisogni? Io ti ho ordinato di vattene! Di entrare dentro quell'altro cane. Ecco, resta lì. No, non voglio entrare. Anzi, meglio. Vattene tu. Voi due siete ancora lì, sì? Via! Via! Questo qua non è per voi, è per i miei cani. Cagnone! Via! Cane, è l'ultima possibilità che ti do. Stai fermo e io ti tiro su. Ok? Sali? Anzi, no, stai fermo lì. Dopo fai disastri. Dopo ti porto su io. Monday. Seguite la continuazione e... Ciao ciao.